Questo servizio è offerto da Coop Services, risorse umane e soluzioni per il territorio. Centinaia di appassionati di podismo sono accorsi a Barucchella mercoledì 2 giugno per la 12ª camminata tra il Kiwi. La gara podistica non competitiva a passo libero ha carattere internazionale, aperta a tutti e rinomata per i forniti punti di ristoro con specialità locali in luoghi di valore storico, come la Corte Bentivoglio e la Fattoria La Braiola. Il percorso si spiega tra i 3 paesi di Barucchella, Giacciano e Zelo, attraverso strade campestri, frutteti, golene lungo le rive boscose della Fossa Maestra, diventate un parco dagli ammirevoli scorci paesaggistici, grazie al lavoro del gruppo ambientale Biancospino. Si possono ammirare fra l'altro le chiese parrocchiali e l'oratorio della Beata Vergine della Mercede. Si può scegliere tra i percorsi di 3, 6, 12 o 20 km misti pianeggianti. Punto d'incontro a Barucchella, vicino alla sede municipale. Si contano circa 850 partecipanti, però le iscrizioni sono molto di più, almeno da quello che dicevano gli organizzatori, si contano 1300 iscrizioni. È una soddisfazione per quanto riguarda la nostra comunità trovarci dopo 12 anni con una manifestazione che ormai si è allargata così a dismisura. Come vedete abbiamo tantissima gente che viene anche da molto lontano per riuscire a fare questa, al di là della corsa podistica sportiva, anche un percorso naturalistico. Al momento dell'iscrizione con 2,50 € si ottiene il cestino di kiwi, ma solo per i primi 700 iscritti. La manifestazione è organizzata dal gruppo podistico Giacciano con Barucchella, in collaborazione con la Proloco e con il patrocinio dell'amministrazione comunale e la sponsorizzazione della Co-Frutta. Aderiscono inoltre le associazioni ambientalistiche e sociali locali. Allora, i percorsi di concetto, quello lungo parte a toccare tutte e 3 le frazioni del comune, passando per i punti più caratteristici, dalla Corte Fiocco qui a Giacciano, la piazza qui di Barucchella, e a Zelo sulla piazzetta che ha un ponte su un canale navigabile molto bello. Percorso più corto è quello per i bambini, viene fatto partendo dal paese e lungo le rive della Fossa Maestra per vedere un po' di natura. Poi il percorso per quello più frequentato, lo frequentano circa 800 persone, è il percorso dei 12 km. 12 km si sviluppa principalmente nelle vie di Barucchella, di Giacciano, e si arriva fino a 300 dove c'è un ristoro organizzato dall'Avis. La gara è valida per il concorso nazionale FIASP a lato e Gamba d'Argento, il podismo rosa provincia di Verona e il concorso internazionale IWW.